Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo per l'ennesima volta di un termine che tra napoletano e italiano ha due significati completamente differenti. Il termine in questione è cromatina. Allora, con il termine cromatina in linguaggio scientifico si indica l'acido desossiribonucleico, meglio conosciuto come DNA. In realtà in napoletano la cromatina, anche in italiano, indica il lucido per scarpe. Questo perché esisteva una vecchia marca di lucidi per scarpe che era la Ceraria Bertelli, che si trovava a Firenze, che proponeva ai suoi clienti questo prodotto, questo lucido per scarpe chiamato appunto cromatina. Questo prodotto ebbe una grandissima diffusione e da allora la cromatina divenne il lucido per scarpe a Napoli. Completamente differente il concetto del gel, ne parleremo un'altra volta con un altro termine per essere identificato. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!